Mandi frus! Ce mut stai so? Veso passat bene il Nadal? Ah sì, anche io. O hai avuto ce mangia? Dove che? Non hai avuto l'occasione di vedere mie cugine Daria? C'è? C'è di seso? I fasino une sorprese? Oh, c'è idea geniale! Poi però, dove di chiappa l'avion? Vigli? A studiarte tu la parte? C'è? C'è? Bete! C'è bien view di Daria. Oh, ma c'è fasi sto qui? O sei venuta acchiattati grazie ai nostri amis di chiesa. Oh, grazie amis! Va bene, come che tu sei qui? C'è visto di fa una bella camminata in paese. Uè, e è una bella giornata di sorelli. Sicuro, c'è bella idea. Vigli? Vegni sto con noi? Ah, sicuro che no. Occhio, Bete! A lei il semaforo! E è vero, tu hai ragione. Bisogna sempre stare attenti ai segnali stradali quando si cammina per strada. Come po' di là? No, Bete, no di là. O po' di passare di là de strade, dove è il passaggio pedonale. Tu hai ragione, c'è stornita. Orbo, il segnale di stop alle compagne di che l'inglese. Alle compagne in tutto il mondo. Ah, così si capisce da ormai. Daria, aspetta un lampo. Che il segnale stradale vuol dire che il passaggio dai pedoni è proibito. O vendi là, parla di là, non la lino. Pardica, clar! Giusto. Occhio, Daria! Il segnale indica che come al scomincia un passaggio pedonale e ciclabile. Dunque non spassano anche i ciclisti. Bisogna tenere di voli la strada, eh? Tu hai ragione. Bisogna tenere sempre di voli la strada. Ma che la io? Isal per caso un caffè? Pensi tu a ciò che pensi io? Cioccolate chialde! Sì, cioccolate chialde! Andiamo a attraversare lì dal passaggio pedonale, Daria. Sicuro! E di corse! C'è gole!